È tornato puntuale anche quest'anno l'appuntamento con il Gran Premio della Gioventù nel quartiere Santa Lucia di Verona, la gara più antica riservata alla categoria esordienti che si corre in tutta la regione Veneto. Ha festeggiato quest'anno la 66esima edizione. Al via nella gara dei primi anni ben 68 corridori provenienti da tutte le parti del Veneto, nonché dal Trentino e da buona parte dell'Emilia Romagna. A dare il via è stato il presidente della Bruno Gaiga Campi Antincendi, l'ingegner Giuseppe Maccachero, in una mattinata decisamente piovosa. Vedete, grande attenzione per gli atleti in gara che stavano compiendo una delle curve più impegnative del tracciato veronese, e poi via di battaglia. Tanti gli scatti che hanno animato la gara dei primi anni e che hanno messo alla frusta il gruppo, ma l'insidia maggiore per i giovani atleti in gara è stata soprattutto la pioggia, che a metà gara ha lasciato andare davvero uno scroscio, un temporale decisamente intenso che ha messo in difficoltà i tanti ragazzi in gara. Da percorrere per i primi anni c'erano 38 km e mezzo, tutti interamente disegnati sul circuito di Santa Lucia di Verona. Ebbene, siamo già con le immagini nelle battute conclusive e ad anticipare la volata partendo lungo subito dopo l'ultima curva è proprio un ragazzo della società organizzatrice. Si tratta di Mattia Negrente, fratello del più famoso Negrente che rinforza quest'anno al team Colpa, che vedete è proprio il ragazzo della Bruno Gaiga Campi Antincendio a tagliare per primo al traguardo davanti al mantovano Angelo Monister della scuola ciclismo Mincio Chiese e al compagno di squadra Leonardo Rossi, anch'egli della Bruno Gaiga Campi Antincendi. Ma sentiamo l'emozione della prima vittoria tra gli esordienti di Mattia Negrente subito dopo il traguardo. Mattia Negrente, una splendida vittoria qui sul traguardo di Verona. Sì, è la prima vittoria che faccio in tutta la stagione. Prima ho fatto qualche piazzamento, ma la vittoria purtroppo non era mai arrivata, e oggi nella gara della mia squadra sono riuscito a fare la vittoria e insomma sono molto felice. La pioggia ti ha portato fortuna? Oddio, sì, perché insomma non so se mi aveva portato fortuna, però è stato bello correre sotto la pioggia. Ci sarà sicuramente una dedica da fare per questa prima vittoria stagionale. Sì, è per i miei genitori, gli allenatori e soprattutto a Roberto Viviani e il mio allenatore Giancarlo Bombieri. Appena il tempo di asciugare e riscaldare i ragazzi del primo anno ed è già tempo di applaudire quelli del secondo anno. In tutto sono 70 quelli che si sono presentati ai nastri di partenza della seconda gara di Santa Lucia. A dare il via il vicepresidente del comitato regionale Veneto della Federazione Ciclistica Italiana, Gianluca Liber, anche per lui qualche trascorso in Gaiga nelle categorie giovanili. Ebbene, una gara più tattica, quella riservata ai secondi anni rispetto a quanto avevano fatto i colleghi più giovani, qualche fase di studio e poi via con gli attacchi. Nuovamente a testa bassa avete visto un corridore della Velo Junior 9 a precedere il gruppo, trainato invece dalle maglie della società ciclistica FDB di Cologna Veneta, e poi tutti gli altri ragazzi in gara. Dicevamo 70 gli atleti in gara tra gli secondi anni, 46 e 200 metri, chilometri da percorrere per questa seconda prova. Ad attaccare nelle ultime tornate sono però soprattutto le casacche della scuola ciclismo Mincio Chiese, che vedete al comando anche al suono della campana, con un gruppo che inizia a spezzettarsi in più tronconi, ma a sorprendere tutti ci pensa Andrea Morelli. È lui a trovare l'allungo decisivo nelle ultime battute, e il mantovano della scuola ciclismo Mincio Chiese va a vincere davanti a Nicolò Celi della Velo Junior 9 e Andrea Pugliafico della US Azzanese, che sbatte anche il pugno sul manubrio. Ecco le impressioni del vincitore della seconda gara di giornata. Andrea Morelli, una splendida vittoria, la prima di questo 2018 anche per te. Sì, non mi aspettavo neanche io di riuscire a vincere e sono molto felice. Che gara è stata? Ma è stata abbastanza dura perché siamo andati abbastanza forte, abbiamo continuato a rallentare e accelerare, però ho tenuto l'energia e alla fine sono riuscito a uscire dal gruppo e a arrivare fino alla fine.